uno che si chiama Napoli che ha fatto la firma e ha detto tutto, poi ce lo può dire, anche se chi non conosce, anche perché se non ti conosce dico sempre che se uno entra alla Maria Vittoria all'ospedale, fa il corridoio lungo sulla destra, gira, troverà lassù una targa che è scritto qui è dato Osvaldo Napoli che diventerà sindaco di Gereno, quindi anche quello è un significato per dire che al di là poi dell'appartenenza dei genitori, che nel sangue ci sono dubbi che i genitori di origine calabrese sono venuti a Torino nel 1938 e permettetemi se dico questo che avessi Napoli non dico nel 38 ma già negli anni 60 era estremamente difficile, quindi quest'oggi l'essere qua a parlare della lingua piemontese, ricordarmi i miei genitori e i sacrifici che hanno fatto è estremamente per me importante e di riconoscenza a loro che mio padre lavorava alla Sviena Viscosa, quando la Sviena Viscosa al fondo della barriera di Milano finiva in via Sempione, c'era il ponte di via Sempione e poi era completamente libero sino alla Sviena Viscosa dove c'erano le cose popolari della SMIA, come qualcuno di voi ricorderà, quindi erano altri tempi. La lingua piemontese, guardate, io sono estremamente attaccato per un altro motivo, l'ho già detto in un'altra occasione e finisco. Io qualche volta vado in Argentina, ripeto, reputo l'Argentina uno dei paesi più belli del mondo in termini ambientali. Quando vai nella provincia di Cordova e ti chiedono la grammatica piemontese e parlano piemontese, non parlano italiano, mi viene la pelle d'oca. E guardate, quando ci sono i centri degli amici piemontesi, e ce ne sono parecchi, noi il Gereno è gemellata con un comune nella provincia di Cordova che abbiamo finanziato la casa piemontese e loro fanno lo studio nei confronti anche dei giovani del piemontese. Per me quello è un qualcosa di eccezionale, quindi quando insieme agli amici, Vernetti, Nello e altri amici che sono qua presenti si è deciso di fare questa iniziativa parlamentare che avrà tutto l'appoggio, ha ragione Gianni, quello che ho detto prima, avrà tutto l'appoggio in maniera bipartisan, tutti imparassero noi per prima andare d'accordo come siamo andati d'accordo su questo disegno di legge, credo che le cose andrebbero meglio nel nostro paese. Buon proseguimento.